È in corso in questi giorni la 117esima edizione di Fiera Agricola a Verona, un appuntamento all'insegna dell'innovazione tecnologica, ma anche un momento per fare il punto di un comparto strategico. Un settore strategico, oltre 8 miliardi di produzione agricola, 10 miliardi di export agroalimentare, oltre il 37% dell'export vitivinicolo è veneto, dati che dimostrano ancora una volta l'importanza strategica del settore dell'agricoltura, che continua a crescere ma soprattutto continua ad innovare. Un comparto che, se guarda il rapporto stilato da Veneto Agricoltura del 2025, fa emergere numeri positivi di forte crescita, con un valore di produzione pari a 8,8 miliardi. Tuttavia non mancano i comparti con qualche difficoltà. Alcuni comparti sono comparti che crescono molto bene, penso al settore legnoso, in particolare vitivinicolo, alla zootecnia, in particolare da carne, che ha avuto dei balzi importanti, però ci sono dei settori che sono anche in crisi. Penso al settore cerealicolo, per esempio, un altro settore in crisi che è quello della frutta, una parte almeno della frutta, e la pesca. La pesca lo vediamo, il settore dei bivalvi in particolare, quindi dei molluschi, delle vongole, è stato praticamente azzerato, e qui ci vuole un intervento importante non solo di Veneto Agricoltura, ma soprattutto delle istituzioni, quindi della regione ma anche del governo, per intervenire a supporto di un settore che è strategico. E nonostante alcune criticità, quello veneto è un comparto che mantiene un'alta reputazione a livello internazionale. Produzione veneta è appetibile nei mercati internazionali perché il dato delle esportazioni è in costante aumento. Non parliamo solo del vino, abbiamo già nei primi 9 mesi del 2025 siamo già a 2,2 miliardi di euro di esportazioni, quindi abbastanza in linea con quello dell'anno precedente. Purtroppo anche le importazioni sono in costante aumento, quindi importiamo più di quello che esportiamo, e anche quest'anno abbiamo avuto un saldo negativo della bilancia commerciale di 350 milioni di euro. Fondamentale quindi una visione a lungo termine che parte soprattutto dalla ricerca. Abbiamo un'agricoltura talmente variegata che si va dalla bietola fino alla ortofrutta proprio di specializzazione, di specialità, fino ai foraggi. Noi dobbiamo reagire migliorando la produzione e migliorando la qualità della produzione. Il Veneto su questo deve mettere un punto forte e agevolando i giovani che sono il futuro.